Franco, il ventenne Lorenzo Cristea, ucciso da 5 coltellate in un vero e proprio agguato fuori dalla discoteca da 2 coetanei arrestati. Nel video di un testimone le ultime fasi dell'aggressione. Il 22enne di Zero Branco ferito è ancora in pericolo di vita. A Tre Baseleghe lo strazio dei genitori di Lorenzo Cristea, che oggi hanno visto la salma del figlio. La mamma in lacrime: non rivedrò più mio figlio. Il padre e lo zio: vogliamo giustizia. Il 19enne arrestato per l'omicidio di Cristea e il tentato omicidio di Bortolami si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha saputo dal magistrato della morte del ventenne. Entrambi di Montebelluno, i 2 arrestati dai carabinieri, il sindaco Bordin: servono pene certe e severe per questi fatti, il timore di vendette dopo l'omicidio. La prevista ondata di maltempo ha portato bombe d'acqua e grandine anche nella Marca. Treviso, interventi per alberi e pali caduti, disagi in aeroporto, 7 voli in arrivo dirottati a Venezia o Bologna. Momenti di paura nella notte lungo la 28, un 84enne ha viaggiato contromano per 17 km prima di essere fermato. La Guardia di Finanza di Treviso sequestra 120.000 litri di alcol etilico di contrabbando proveniente dalla Polonia e destinato al sud. Veniva venduto come disinfettante, 2 indagati. Oltre 9 milioni di arrivi e 20 milioni di presenze totali in 10 anni di turismo nella Marca. Il focus su 2 lustri di attività nel territorio nostrano, un boom di extra alberghiero e un calo degli hotel tradizionali. Inizia il conto alla rovescia per la Giornata Nazionale degli Alpini a Biella, alcune penne nere già in partenza per la 3 giorni di festa che Antenna 3 vi racconterà in diretta. Poche settimane all'avvio delle riprese per il nuovo film di Pupi Avati a Jesolo, abbiamo incontrato il grande regista che ha già effettuato i sopralluoghi nella località balneare. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia, questi i titoli. Veniamo a quanto accaduto sabato notte a Castelfranco con la morte del ventenne di Tre Baseleghe Lorenzo Cristea, 5 i fendenti che lo hanno ucciso. In un video di un testimone gli ultimi minuti della rissa sfociata nel delitto. Ucciso con 5 coltellate, mentre altre 3 sono state sferrate all'amico che ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Castelfranco. Il delitto al culmine di una rissa per la quale sono ora tutti indagati, tanto i 2 ragazzi di origini marocchine arrestati, quanto i 7 che si trovavano alla discoteca Playa Loca della Baita al Lago insieme a Lorenzo Cristea, 20 anni, di Tre Baseleghe, la vittima. In un video fornito spontaneamente ai carabinieri da un testimone che nulla ha a che fare con i 2 gruppetti, gli ultimi 2 minuti dello scontro ripresi dall'interno della sua auto. Abbiamo un video parziale dove c'è una ricostruzione abbastanza sommaria di quello che è accaduto, ma per poi poter cristallizzare le responsabilità nei confronti dei 2 arrestati abbiamo bisogno di alcuni approfondimenti investigativi. Primi elementi che insieme alle testimonianze iniziano a comporre il mosaico del delitto di sabato notte per il quale sono finiti in carcere i 2 giovani di origini marocchine. Badre Rouaji, 19 anni, nato a Montebelluna, accusato di omicidio, tentato omicidio, rissa aggravata e porto di armi e oggetti atti a offendere. Età Benami, 21 anni, nato in Marocco, che deve rispondere per ora solamente di rissa aggravata, lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere. Incensurati entrambi, come pure Cristea e i suoi amici. Uno sguardo di troppo, una spinta, un tavolino conteso, il movente per ora rimane inconsistente. Il fatto è venuto inizialmente all'interno della discoteca, dove i 2 gruppi hanno cominciato a litigare per motivi che noi definiamo sempre futili. In realtà non si sa qual è stato il motivo scatenante. Dopodiché nel momento in cui i 2 ragazzi italo-marocchini sono stati allontanati dai buttafuori, questi 2 hanno atteso il gruppo che avevano affrontato prima all'interno del locale e da lì è scaturita una rissa da dove poi purtroppo ha perso la vita il Cristea Lorenzo. Il ventenne, su cui la Procura della Repubblica disporrà l'autopsia, è stato dichiarato morto in ospedale. Lì lo hanno portato gli amici insieme agli altri 3 feriti, il più grave dei quali rimane Alessandro Bortolami, 22 anni, di Zero Branco, raggiunto da 3 coltellate e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Difficile, secondo gli inquirenti, che a colpire sia stato solamente il 19enne. Sono in corso accertamenti e non è da escludere che la posizione del complice possa aggravarsi. Di coltelli al momento ne è però stato trovato solo uno a una ventina di metri dal luogo della rissa. Era un coltello a serramanico con foggia militare, quindi anche questo fa capire che non è il classico coltello da cucina portato in giro in maniera estemporanea, ma probabilmente può ripeto, nascondere qualcosa di più complicato, complesso.
L'arma insanguinata sarà ora esaminata dagli specialisti del RIS di Parma. Sotto sequestro le 2 auto usate dai ragazzi, eseguite perquisizioni e rilievi tecnici. Un omicidio maturato in un contesto di alterazione dei ragazzi coinvolti, dovuta all'alcol o ad altre sostanze. Questo andrà appurato. I 2 giovani di origini nordafricane non sono stati per ora collaborativi. Benami, difeso dall'avvocata padovana Paola Miotti, ha fornito pochi elementi e per gli investigatori neppure convincenti. Ruagi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Lo stesso ragazzo non sapeva che appunto un ragazzo fosse morto, ha abbassato lo sguardo, evidentemente lui non sapeva che cosa fosse successo, evidentemente non aveva idea della gravità dei fatti, di quanto accaduto, quindi mi pare che effettivamente l'abbia preso in quel momento del fatto della morte dell'altro ragazzo. Il dolore della famiglia della giovane vittima Lorenzo Cristea, tre baseleghe, mamma e papà chiedono giustizia per il figlio accoltellato a morte. La giustizia sì. Si aspettate giustizia per Lorenzo. Mio figlio non torna più. Va bene, dopo ci sentiamo. La disperazione di mamma Ioana, straziata dal dolore a forza di chiedere solo giustizia per il suo Lorenzo che le è stato strappato a soli 20 anni. Insieme a lei il marito Vasile. Voglio capire e voglio avere una risposta giudiziaria, una risposta chiara dal magistrato e di tutti quelli che stanno seguendo il caso. Lo avevano salutato sabato sera, 40 euro in tasca per trascorrere una serata in discoteca, ma Lorenzo non è più tornato. Puoi andare in discoteca Troppo giovane. portarlo a casa su una bara. Lo zio Viorella e il papà Vasile non si danno pace. Lorenzo è stato ucciso brutalmente con 5 coltellate. I ragazzi nordafricani con cui c'era stata la lite in discoteca per futili motivi hanno aspettato che il gruppo di Lorenzo uscisse dal locale per aggredirli. Loro sono stati là a seguirli dietro il muro, a aspettarli fuori. È stato un agguato? Un agguato che aspettavano che poi dentro ore. i buttati fuori li hanno buttati fuori. E loro sono stati pronti già con i coltelli là. E hanno preso 4 persone a pieno. Il papà si rivolge agli assassini del figlio. A loro gli dicono, anche ai suoi genitori, anche a loro come i figli, non prendere un'arma bianca che dopo, come ho sentito, aveva una lama più da 20 centimetri. Ora si attende nulla osta per la restituzione della salma per poter celebrare i funerali a Loreggia. Dolore. Ci aspettiamo la giustizia. Adesso è l'unica roba che ti resta. L'unica roba che ci resta. Sicuramente pochi anni starà dentro. Pochi. Lorenzo era un ragazzo sorridente, dopo gli studi aveva lavorato con il papà, da qualche mese era fermo per un problema alla schiena, ma aiutava in casa e aveva ancora tanti sogni da realizzare. La comunità di Tre Baseleghe è scossa da questa tragedia, ha detto il sindaco Antonella Zoggia. L'amministrazione comunale ha fatto visita alla famiglia Cristea, ha spiegato la vice sindaco Pizzolo. Lorenzo era giovane, pieno di vita, con tanti sogni come tutti i ragazzi della sua età. L'amministrazione e tutta la cittadinanza sono accanto a tutte le persone che stanno soffrendo per la perdita del loro figlio, del loro calo, del loro amico. Altri 3 ragazzi feriti, il più grave Alessandro Bortolami di Zero Branco in terapia intensiva a Castelfranco. Siamo noi la famiglia di Alessandro, non vi diciamo nulla. Solo chiederle come sta. Non lo sappiamo oggi pomeriggio. Non se la sentono di parlare i genitori di Alessandro Bortolami. Per loro sono ore d'angoscia e di attesa, divisi tra la loro abitazione di Scandolara di Zero Branco e l'ospedale di Castelfranco, dove il figlio lotta tra la vita e la morte. Nella rissa in cui è rimasto ucciso Lorenzo Cristea, Alessandro, 22 anni, è stato raggiunto da 3 coltellate al torace e una all'addome. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del nosocomio castellano. Le sue condizioni, seppur gravi, restano stabili. Quanto accaduto sabato notte ha sconvolto la piccola comunità di Scandolara, dove la famiglia Bortolami è molto conosciuta. Io non oso immaginare cosa stanno provando i genitori di Alessandro e i genitori di Lorenzo, che purtroppo non ce l'ha fatta, perché è una tragedia
totale, soprattutto io ho 2 figli che sono più o meno coetanei e questa cosa mi tocca personalmente. Dico la verità, non ho ancora avuto il coraggio di sentire i genitori di Alessandro, lo farò come abbiamo sempre fatto. Sotto shock anche chi, come questo ragazzo, conosce Alessandro sin da quando erano piccoli. Io lo conosco da una vita, non c'è mai stata una stretta amicizia, insomma, però essendo che abita qua vicino a me, l'ho visto al campetto, poi abbiamo giocato a calcio insieme da piccoli, quindi sì, lo conosco, insomma. Quando hai saputo di quello che era successo? È stato abbastanza scioccante perché comunque è un ragazzo bene o male della mia età e essendo che lo conosco, diciamo, ha fatto il suo effetto. Siete adesso tutti in angoscia sperando che arrivino buone notizie dall'ospedale? Certo, speriamo per il meglio, insomma. Un'attesa che coinvolge tutta la comunità di Zero Branco, che spera in un rapido miglioramento delle condizioni del 22enne. Stiamo tutti quanti fremendo nell'attesa che arrivi effettivamente una bella notizia dopo questa situazione così tragica che ha colpito e ha scosso veramente tutta la comunità. Ieri era un rincorrersi di richieste, di voglia di capire i motivi di questa che è una vera e propria tragedia e che speriamo però nel caso di Alessandro possa risolversi al meglio, insomma, quindi con il pieno recupero da parte sua. Insieme ad Alessandro, nella notte di violenza, altri 2 giovani sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave. Emanuele, 18 anni, e Alessandro, 19, entrambi di Castelfranco. Il primo ha riportato una lieve ferita alla scapola, ritenuta guaribile in 10 giorni. Già domenica sera ha potuto lasciare l'ospedale, mentre l'amico è ancora nel reparto di ortopedia di Montebelluna per una lesione al bicipite sinistro. Per lui la prognosi è di 20 giorni. Sotto shock anche Montebelluna, dove risiedono i 2 arrestati. Vivono da tempo nel comune di Montebelluna il 19enne e il 21enne arrestati dopo il delitto che si è consumato davanti alla discoteca Baita al Lago. Badr Rouaji ha ottenuto la cittadinanza italiana, mentre Taha Bennani è marocchino ma in regola col soggiorno perché è richiedente asilo. Sono entrambi incensurati. Nel comune oggi cittadini increduli per tanta violenza ma anche preoccupati. Il sindaco Bordin non ha mezzi termini per i suoi concittadini. Una notizia ovviamente terrificante che insomma ha sconvolto credo ben oltre il trevigiano. Io mi auguro semplicemente che le pene siano certe, siano severe, perché non si può pensare di morire accoltellati in discoteca alle 3 di mattina, una cosa inconcepibile umanamente per la nostra comunità, almeno questo è quello che penso. Le pene quindi devono essere non solo punitive ma anche da fungere da deterrente nei confronti di coloro i quali purtroppo si macchiano di reati raccapriccianti. E in queste ore di angoscia per la sorte dei feriti e per la morte di Lorenzo Cristea anche la preoccupazione che si possa scatenare una faida. Il gruppo che si è affrontato a Castelfranco sarebbe composto da diverse etnie. Il clima già teso potrebbe diventare incandescente e far scattare qualche regolamento di conti in un territorio dove si sono registrati già aggressioni fra giovanissimi. Io sono convinto che le nostre autorità, le nostre forze dell'ordine faranno tutto il possibile e immaginabile per fare in modo che ciò assolutamente non accada, perché non deve assolutamente accadere. Il pensiero, tiene a precisare il sindaco, va ora alla famiglia della vittima e ai giovani in ospedale. E tragedie come quella di Castelfranco pongono tutti di fronte a degli interrogativi sul fenomeno della violenza giovanile. Il tema della violenza giovanile è un tema che vediamo crescere in questi anni. La diffusione, ad esempio, del porto di armi bianche è un fenomeno che si è già visto anche in altri paesi europei, ad esempio in Inghilterra alcuni anni fa. Ha iniziato a diffondersi tra i giovani e i giovanissimi e inizia a diffondersi come modalità anche in altri paesi europei. Questo ovviamente comporta un aumento dei rischi legati a quelli che sono i normali conflitti o le normali situazioni di conflittualità, normali nel senso che sono statisticamente frequenti tra i giovani e i giovanissimi. Chiaramente il porto d'arma bianca rende tutto molto più complesso. La presenza di armi bianche nelle risse giovanili è un fenomeno che è già stato osservato in altre parti del mondo. Fenomeni come questo rendono ancora più pericolose dinamiche conflittuali, portando a vicende drammatiche come quella di Castelfranco, dove a perdere la vita è stato un ragazzo di appena 20 anni e un 22enne è in fin di vita.
L'introduzione in centri di aggregazione giovanile come le scuole o le società sportive della figura dello psicologo aiuterebbe a far emergere il disagio. Abbiamo bisogno sicuramente di attenzionare questo tema. Il disagio adolescenziale è in crescita significativa dal dopo Covid. Questo si esprime anche con comportamenti agiti aggressivi, quindi comportamenti aggressivi che vanno a creare tutta questa serie di situazioni. Abbiamo bisogno di presidiare nelle scuole e nelle agenzie educative e sportive che impattano sugli adolescenti pratiche di educazione al controllo emotivo e di educazione emotiva che al momento in Italia mancano. Siamo l'unico paese europeo che ad esempio non ha un servizio di psicologia scolastica strutturato e questo sarebbe un primo presidio fondamentale per ridurre anche questi tipi di rischi. Voltiamo pagina, ma il tempo nella Marca resta l'allerta gialla, una quindicina fino ad ora gli interventi dei Vigili del Fuoco da Treviso a Conegliano. Vento forte e pioggia, in alcuni casi mista grandine, hanno caratterizzato il pomeriggio d'allerta gialla in buona parte della Marca trevigiana, una quindicina di interventi dei Vigili del Fuoco per alberi caduti e ramaglie sulle strade, soprattutto nel capoluogo, dove poco dopo le 2 si è registrato un vero e proprio nubifragio. Pompieri in azione anche a Conegliano, Preganziol, Ponte di Piave, Villorba, Codogné. Nel capoluogo, in via Sovernigo, al confine con Paese, per la rimozione di un arbusto si è mossa anche la Protezione Civile di Treviso, così come in via Dall'Ongaro, poco fuori le mura, dove un ramo ha sfiorato un'auto parcheggiata, pioggia battente sul terraglio, ramaglie lungo la restera. Nel Vittoriese è scattato il rosso sulla strada statale di Alemagna verso il Fadalto. Uno stop specifica la stessa sindaca Mirella Bagliana, subito allertata, dettato solo da motivi precauzionali, visto il rischio frane. L'arteria potrebbe riaprire già nelle prossime ore a seconda dell'evoluzione meteo. Uno dei fronti più delicati è il Canova, dove verso le 15 alcuni voli in arrivo sono stati dirottati in altri aeroporti, soprattutto Venezia ma anche Bologna. La decisione, spiegano dai vertici della società, è stata presa in via preventiva dalle stesse compagnie aeree, vista l'entità della cella temporalesca. Organizzati i servizi pullman di collegamento. Nel corso del pomeriggio la situazione nello scalo trevigiano è ritornata gradualmente alla normalità. L'omicidio Panfile, il giorno dei consulenti e dei testi della difesa e del video che punta a smontare il successivo occultamento del corpo della 31enne da parte di Franco Battaglia. Ci sono elementi di ragionevole certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, per affermare che la signora Panfile sia morta per un'azione volontaria omicidiaria da soffocamento piuttosto che da una causa naturale, e cambierebbe tutto all'interno di un processo per omicidio volontario. Omicidio Panfile, il giorno dei testi e dei consulenti della difesa. L'avvocato Fabio Crea, difensore di Franco Battaglia, accusato del delitto della 31enne ritrovata senza vita nel Piave a Spresiano, cerca di smontare la ricostruzione della procura secondo cui la giovane donna sarebbe stata strangolata. Esaminata la relazione stesa dopo l'autopsia dai consulenti della procura, il medico legale Massimo Montisci, che stando ai segni sul corpo ha contestato la dinamica di un'eventuale colluttazione, non ha escluso che Anica sia morta per arresto cardiocircolatorio in conseguenza dell'intossicazione acuta da cocaina rilevata in quantità importante nel sangue e nel corpo. Questo soprattutto, ha specificato il professor Montisci, in assenza di un elemento molto importante che avrebbe indirizzato in maniera univoca la causa della morte verso quella che è un soffocamento, che è la mancanza dell'enfisema polmonare. La difesa ha cercato di dimostrare con un esperimento pratico di cui è stato mostrato in aula il video che un uomo dell'età e della statura di Battaglia non avrebbe potuto arrotolare in un tappeto il corpo di Anica, alta e robusta, e caricarlo sul pick-up per poi andarlo a gettare nel Piave. Vai. Ulteriore elemento, le celle telefoniche. Dall'esame dei tabulati risulterebbe che alle 16:52 del 18 maggio, quando l'omicidio per la procura era già avvenuto, le due utenze telefoniche di Battaglia e Panfile si sarebbero mosse in direzioni differenti e il telefono di Anica sarebbe rimasto acceso fino alle 17:46.
quando il signor Battaglia ha lasciato la signora Panfile era ancora viva e lo è stato almeno fino alle 17:46, quando il signor Battaglia era a casa del fratello a Mogliano Veneto. In aula sono stati infine ascoltati 2 testi arrivati da Brescia, un cugino di Anica e il cognato, che nelle intercettazioni telefoniche del 27 maggio avevano ipotizzato il coinvolgimento degli amici albanesi verso i quali Anica avrebbe avuto un debito. Entrambi non hanno confermato quelle parole, sostenendo di non ricordare nulla. Il fatto di aver negato questo dato oggettivo, e cioè il fatto di averlo scritto e di averne parlato, conferma secondo noi il fatto che temono la presenza di questi albanesi. Non è ancora stata fissata la data dei funerali del 23enne di Orsago, Filippo Morello, caduto in sella alla moto da cross durante una gara in Friuli Venezia Giulia e poi travolto e ucciso dagli altri piloti. L'autopsia nelle prossime ore per stabilire la causa della morte del giovane. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per far luce sull'incidente avvenuto il 1° maggio. I militari dell'Arma di Gorizia stanno verificando la possibilità di acquisire eventuali immagini girate dai cellulari degli spettatori. Video che potrebbero aver ripreso il momento della tragedia, ma per il momento su questo c'è il massimo riservo della procura, che ha aperto un fascicolo. Momenti di paura nella notte lungo la A28, un 84enne ha viaggiato contromano per 17 chilometri. Tragedia sfiorata nella notte lungo l'autostrada A28 nel tratto compreso tra Portogruaro e Cimpello. Intorno alle 3:20 del mattino un uomo di 84 anni ha imboccato l'autostrada contromano percorrendo ben 17 km in direzione opposta al senso di marcia. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che nel buio della notte si sono ritrovati di fronte all'improvviso l'auto dell'anziano, creando attimi di forte tensione e pericolo. Sul posto è intervenuta con prontezza una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Spilimbergo. Gli agenti infatti sono riusciti ad affiancare il veicolo e a far accostare il conducente in una piazzola di sosta, mettendo così in sicurezza l'intera situazione ed evitando conseguenze potenzialmente drammatiche. Dalle prime ricostruzioni l'84enne sarebbe stato convinto di trovarsi sulla strada corretta ed era diretto verso il Pordenonese, senza rendersi conto dell'errore commesso né del grave pericolo generato lungo la careggiata. Il verbale redatto dagli agenti è stato trasmesso alla prefettura, che ora valuterà l'eventuale emissione di un'ordinanza per la revoca della patente. È stato inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo. Per il conducente si prospetta anche una sanzione amministrativa particolarmente salata. La multa prevista può variare da un minimo di 2.046 euro fino a un massimo di 8.160 euro. La Guardia di Finanza di Treviso ha concluso un'indagine su un traffico internazionale di 120.000 litri di alcol etilico di contrabbando per accisa, IVA e vase pari a 1,4 milioni di euro, denunciando 2 persone e sequestrando un tir 24.000 litri di alcol. L'alcol etilico proveniente dalla Polonia e introdotto in Italia attraverso i valichi di Gorizia, Udine e Trieste era destinato ad alcune località tra le province di Napoli e Reggio Calabria e aveva documentazione falsa che lo descriveva come liquido disinfettante. Un espediente che serviva a eludere i controlli delle pattuglie delle Fiamme Gialle su strada per la verifica delle merci che fanno ingresso nel territorio nazionale. La vicenda delle suore in fuga è in continua evoluzione. La situazione al convento di San Giacomo di Veglia. Entro queste mura ci sono persone che pregano mentre lavorano. Come sono lontani quei tempi all'interno del monastero di San Giacomo di Veglia. All'armonia di 3 anni fa ora si contrappone un vero e proprio scisma, dentro e fuori è legato alla spaccatura profonda tra l'ordine cistercense e le suore uscite dal convento ed ora in un luogo segreto con l'oramai ex badessa Aline Pereira Gammachì, che ora, dopo aver annunciato di affidare ogni parte legale ad una schiera di avvocati, qualcuno parla di un grosso studio statunitense, sarebbe sul punto di fondare un'associazione con le altre religiose, primo passo per la costituzione di un altro convento. Del resto, oltre al sostegno economico di famiglia, il papà è un influente editore brasiliano, c'è la determinazione a non lasciare la scelta di vita monastica. Il nostro primo compito è la preghiera, logicamente, è accogliere persone e passare questo valore. Visione decisamente diversa da quella che invece racconterebbero alcune suore firmatarie di una denuncia arrivata all'abate dell'ordine cistercense e che ha innescato verifiche e controlli fino alla sospensione della badessa il giorno della morte di Papa Francesco, l'unico ad avere il potere di annullare le decisioni dell'ordine.
Ed è questa circostanza che innescherebbe sospetti su un progetto di vendita del monastero al mercato immobiliare, in particolare ad un fondo di investimento che si sarebbe già fatto avanti qualche anno fa. E San Giacomo non sarebbe il primo caso. L'ordine avrebbe già chiuso una struttura in Danimarca, un'altra in Bolivia, oltre ad almeno 2 in Italia. Il meccanismo sarebbe di fatto lo stesso: dissapori innescati all'interno del convento, estromissione volontaria o forzata da parte di religiosi, difficoltà nella gestione da parte di chi rimane, che viene spostato svuotando definitivamente la struttura. Tutte considerazioni, mentre di concreto, oltre all'uscita delle suore e i 2 comunicati stampa dell'ordine e di Madre Aline, ora c'è l'uscita annunciata ma non ancora effettuata da parte di Suor Pietra Feola, l'unica oblata tra tutte le religiose del monastero, che ad oggi all'interno sarebbero rimaste 12, compresa la badessa che sta reggendo il commissariamento, ma non pare una situazione di stallo, considerando che già giovedì potrebbero esserci importanti novità legate ad un benefattore e a una villa nei dintorni di Vittorio Veneto come nuova struttura monastica. Un caso che inevitabilmente continuerà a far parlare di sé, ma soprattutto finirà sul tavolo del nuovo Papa e del nuovo Vescovo Monsignor Riccardo Battocchio, che si insedierà a fine mese. I dati del turismo nella Marca, illustrati oggi con il focus di Ebicom Lab, sono 22 i comuni della provincia che nel 2023 hanno ricevuto più di 10.000 visitatori, ricoprendo ben il 79,5% degli arrivi. Tra questi ci sono 6 comuni top che registrano più di 40.000 visitatori: Treviso, Mogliano, Preganziol, Conegliano, Castelfranco e Villorba. 2,1 è la media provinciale delle notti, confermando così la tendenza di provincia formato weekend. In 10 anni la provincia di Treviso ha visto un incremento del 118,3% delle strutture ricettive. La crescita maggiore ha riguardato le strutture extra alberghiere, più 138,9%, mentre gli alberghi sono diminuiti del 4,9%. Nel 2023 le strutture extra alberghiere rappresentano il 93,7% dell'offerta totale. Sempre in 10 anni gli arrivi turistici sono aumentati del 31,3%, trainati dagli stranieri. In 2 lustri la Marca ha registrato 9 milioni di arrivi per circa 20 milioni di presenze. Sarà una giornata che passerà alla storia, quella di oggi per il comune di Conegliano. Questa mattina gli alpini hanno ripristinato i pennoni caduti il 29 luglio dell'anno scorso. Alla base 2 importanti basi scolpite che hanno richiesto la chiusura per quasi tutta la giornata di parte del centro cittadino. È stato uno dei momenti impegnativi della giornata che a Conegliano passerà alla storia come quella del ritorno dei pennoni sulla scalinata degli Alpini. Centro chiuso al transito già di primo mattino per mettere in opera le lunghe aste, ma la vera sfida è stata scaricare i 4 massi scolpiti. Scaricarli e posizionarli ai lati della scalinata considerandone le dimensioni ma soprattutto il peso. Quelli più piccoli pesano 70 quintali, quelli più grossi pesano 120 quintali. Via vai costante di cittadini e curiosi per questa realizzazione in vista della prossima adunata triveneta delle Penne Nere che si svolgerà a Conegliano dal 13 al 15 giugno. Quando l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Fabio Chiesa, ha detto: ragazzi, voi nell'80° avete fatto la passerella lungo il Monticano, avete ristrutturato le ex scuderie della caserma Marras, nel 90° avete ristrutturato in maniera egregia il monumento ai caduti, per il centenario cosa fate? E ha buttato lì una provocazione che abbiamo anche raccolto. Guardate che a Conegliano c'è la gradinata degli Alpini. 100 anni della sezione di Conegliano che verranno richiamati anche durante la Dunata Nazionale di Biella del prossimo fine settimana. La sezione è presente tutti i 30 gruppi. Sfilare a Biella con il cuore già a metà giugno. Sì, senz'altro. Per noi a Conegliano e anche per me stesso andare a Biella con il pensiero, con il cuore, con i valori alpini, pensando a casa nostra per finire i lavori e essere pronti per quei 3 giorni di giugno. E più di 1000 alpini della sezione Monte Grappa, dal Bassanese alla Pedemontana Trevigiana, sono pronti a partire per la Dunata Nazionale di Biella. Alcuni sono già partiti per approntare i campi, altri partiranno nelle prossime ore per raggiungere il Piemonte. Gli alpini, che hanno negli occhi e nel cuore ancora le immagini della gloriosa Dunata Nazionale di Vicenza, sono già pronti per quella di Biella. Siamo pronti, arriveremo a Biella in forze, stimiamo oltre le 1000 presenze per quanto riguarda la nostra sezione, a ranghi compatti e a ranghi completi soprattutto.
La Dunata nazionale è il punto cardine di ogni anno per gli alpini, che pure di impegni ne mettono in fila parecchi. La Dunata è una cosa particolare fin dalla prima del 1920 sull'Ortigara, che ha visto radunarsi i primi reduci, diciamo proprio delle battaglie dell'Ortigara tra l'altro, e poi a seguire è un modo di ritrovarsi, sia pur goliardico, nel senso per ricordare i tempi della Naia, i tempi quando si è fatto il militare insieme, ma poi unisce anche il sacro, quella alla domenica, sfilando davanti al Labaro Nazionale decorato di 216 medaglie d'oro. Ricordiamolo che non è una cosa da sottovalutare, anzi è la prima, per ribadire il nostro impegno, la nostra presenza, sia pur dopo tanti anni, dopo più di un secolo. Noi gli alpini ci sono sempre, fedeli al motto per non dimenticare. Bassano è la città delle penne nere, sia dei vecchi che non perdono occasione per visitare il ponte che porta anche il nome degli alpini, sia dei giovani in armi che ricevono proprio sulle rive della Brenta il simbolo più amato e più ambito. La sezione Monte Grappa viene da uno degli eventi più importanti, sta diventando uno degli eventi più importanti, che è la consegna del cappello alpino agli allievi del centro addestramento alpino di Aosta, che vede Bassano una volta all'anno ospitare uno di questi corsi. Perciò noi non abbiamo appena finito una cosa, siamo già pronti per un'altra. Le penne nere del Veneto pronte dunque per la 96esima adunata nazionale di Biella, una grande festa che Antenna 3 come sempre vi racconterà in diretta già da venerdì, primo giorno della grande festa. Sabato si entra nel vivo, i collegamenti con i nostri inviati per tutti gli eventi della giornata, alle 21 una prima serata dedicata agli alpini, poi domenica la giornata clou diretta dalle 7:30 del mattino e per tutto il giorno il racconto dello sfilamento delle 80.000 penne nere fino al passaggio della Stecca. E noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta a poche settimane alla via delle riprese per il nuovo film di Pupi Avati a Jesolo e noi abbiamo incontrato il grande regista. Dovevamo in qualche modo contestualizzare la storia di un grande bagnino, di un grande tombeur de femme che aveva vinto questo premio Mister Bagnino, il più bel bagnino dell'Adriatico, e questo più bel bagnino dell'Adriatico doveva vivere e lavorare su una spiaggia frequentata molto soprattutto dalle ragazze e dalle donne negli anni 70 tedesche. Ecco, allora in una specie di sondaggio abbiamo scoperto che Jesolo era quasi alla top. Per questo da fine maggio per circa 3 settimane il litorale veneziano sarà uno dei set del prossimo film di Pupi Avati. Il grande regista, che tra 2 giorni riceverà un altro premio alla carriera, ha già effettuato i sopralluoghi nella località sentendosi piacevolmente accolto insieme al suo staff e alla Veneto Film Commission. Poi va velocissimo nel location scouting Avati, devo dire, guarda, ha già in testa che cosa vuole e battezza le location, come si dice in gergo, abbastanza, insomma, molto rapidamente. Un senso dell'accoglienza che per esempio a Roma nel Lazio non lo trovi più nei guardi del cinema, sono abituati, anzi alzano subito gli occhi al cielo e ti chiedono quanto mi dai, perché questa è la prima cosa che ti chiedono. Qua nessuno ha parlato di niente, ha detto ci auguriamo che torniate, quindi era proprio l'atteggiamento opposto. Noi ci auguriamo che questo sia un film memorabile per la città. Abbiamo accolto il maestro Pupi Avati nel nostro territorio, ringraziamo anche Veneto Film Commission nella regione Veneto per credere insieme a noi a questo che può essere un nuovo filone per promuovere il nostro territorio, promuovere la nostra città e far conoscere al mondo quelle che sono le ricchezze del nostro territorio. Il film, classificato tra il drammatico e il thriller, promette una narrazione densa di emozioni e riflessioni. Con un cast di attori che vanno da Massimo Ghini alla Ferrari, alla De Sio, alla Sastri, probabilmente a Bova, insomma una serie di attori che sono stati un po' concentrati più sulla televisione che sul cinema o su altre cose, e restituire loro, dando loro un'opportunità di fare un bellissimo film, perché la storia di questo film è bellissima, non perché l'ho scritta io, ma perché lo è proprio.
Protagonista un noto conduttore televisivo italiano che ha costruito la sua carriera su alleati fedeli e mosse di potere strategiche. Dietro il suo sorriso affascinante però si nasconde un passato travagliato e all'apice della fama farà un viaggio che cambierà tutto. Si è concluso ieri con una doppia rappresentazione in forma scenica di una selezione di brani e arie delle Nozze di Figaro al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, il Master, che per una settimana ha visto il Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco ospitare studenti e docenti da tutta Europa e non solo. Più di 60 studenti che provenienti da vari conservatori europei e italiani, 11 docenti, molti dei quali provenienti dal prestigioso Mozarteum, per fare una masterclass di 7 giorni qui a Castelfranco dedicata alla musica di Mozart col libretto di Da Ponte, ma con la ricerca filologica, quindi con gli strumenti impostati nel modo tradizionale, quindi i nostri studenti e anche gli altri hanno imparato un po' le tecniche esecutive dell'epoca. L'utilizzo di un luogo con un'acustica appropriata, in questo caso un luogo così bello, storico così bello, ma anche degli strumenti per cui Mozart aveva pensato quello che ha scritto, aiuta i ragazzi a capire il senso di questa musica. Siamo alla pagina con le notizie da Belluno e provincia. Oggi pomeriggio nel Duomo di Lamon l'ultimo saluto a Riccardo Gaio, il 17enne ucciso dal padre che poi si è tolto la vita in paese, lutto cittadino. Una bara di legno chiaro, un cuscino di fiori di immensa delicatezza come era Riccardo, un germoglio a cui non è stato concesso di sbocciare. Il Duomo di Lamon, gremito in ogni ordine di posto dai compaesani delle 3 comunità, Arina, Lamon, San Donato, stretti in un abbraccio discreto alla famiglia del 17enne ucciso dal padre che poi si è tolto la vita il 22 aprile scorso. Dalla chiesa, fuori telecamere e fotografi, la richiesta dei familiari assieme alla preghiera d'essere esentati da condoglianze personali. Per celebrare il rito funebre è arrivato il vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni. Nel cuore della celebrazione della Pasqua, mentre risuonavano nelle nostre assemblee di preghiera l'annuncio della risurrezione di Gesù, la comunità di Lamon è precipitata in un silenzio di dolore che ha soffocato persino le lacrime. La perdita così tragica di un adolescente non trova ragioni neppure per parlarne. È difficile trovare le parole, lo fa capire Monsignor Marangoni, che accarezza con la fede l'immensa lacerazione d'affetto della mamma di Riccardo, della sorella, dei nonni e dei familiari. Quando il parroco Donivo mi ha inviato la foto del volto di Riccardo, mi sembrava di cogliere nei suoi tratti una immensa delicatezza, come quella di un germoglio a cui non è stato concesso di sbocciare. Il suo sguardo mi ha profondamente commosso. Il sorriso di un giovane adolescente proteso a vivere la vita, ha aggiunto il vescovo, che ha poi esortato la comunità a volgere lo sguardo ai giovani. È importante per tutti noi questo ascolto del cuore. È il momento per tutti noi adulti di avere il coraggio di guardare in volto questi adolescenti nella stagione primaverile del loro crescere e di lasciarci interrogare da ciò che
vengono da noi. Ci vuole il coraggio di riscoprire il dono di essere comunità, ha detto Monsignor Marangoni, per sottolineare l'importanza di essere gli uni vicini agli altri sempre, perché nessuna storia può rimanere estranea in una comunità. In questi giorni alla Mon è partita una sottoscrizione a sostegno della famiglia di Riccardo, la cui anima è stata donata a Papa Francesco. Noi vogliamo pensare che la sua affabilità e la sua tenerezza ti hanno avvolto, abbracciato, donato all'amore più grande. C'è un piano economico che mette nero su bianco i costi dello Sliding Center olimpico. In prospettiva rischiano di essere un vero e proprio salasso per le casse del comune di Cortina. Si aggira attorno ai 13 milioni di euro in 20 anni il disavanzo di gestione dello Sliding Center di Cortina, poco più di 638 mila euro l'anno. L'ha messo nero su bianco KPMG Advisory, la società milanese che ha redatto il piano economico dell'impianto per conto della Regione Veneto e del Comune di Cortina. Neppure l'ipotesi di affittare 9 appartamenti ricavati all'ex panificio e all'ex mercato riuscirà ad annullare il debito e non deve trarre in inganno lo stanziamento della Regione di 3 milioni di euro per sostenere la fase di avvio dell'impianto nel primo triennio fino al 2027, dedicati esclusivamente all'acquisto degli allestimenti e delle prime forniture e non al ripianamento delle perdite d'esercizio. Su questi numeri bisognerà ragionare nel post Olimpiadi. Il presidente Zaia è ottimista. È una pista anche utilizzabile dai cittadini che non sanno nulla di bob, scheletro e gettino, perché con il tutor, quindi con un tutore, si può scendere e noi vorremmo utilizzarla anche d'estate. Gli introiti più consistenti, quelli per uso agonistico, sponsor e fisi, si aggirano a poco più di 400.000 euro l'anno, 100.000 per l'uso turistico. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo il contributo pubblico per mantenere la nuova Eugenio Monti, dove in questi giorni si sta lavorando per la realizzazione della copertura dell'impianto. È una pista iconica, lo è architettonicamente, lo è sportivamente, lo è ingegneristicamente, ma lo è anche perché è l'ultima pista che è stata realizzata, questo l'ha detto anche il CIO, quindi è una pista che ha tanti valori in sé. Siamo in chiusura, io vi lascio come sempre alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.